Sotto i cieli barocchi del Friuli e del Veneto, lungo le terre striate dal sole, rigate nei campi educati alla semina da millenni, oltre i boschi radi dove la vita passa da sempre, si nasconde in un anfiteatro di montagne un castello che le vicende dell'immaginazione e della storia hanno reso magico, Colloredo di Montalbano. Ippolito Nievo parla del castello di Fratta, ma il castello delle confessioni è questo, Colloredo, dove i passi dell'ultimo visitatore risuonano fra gradini calcinati dalle vicende e dagli stemmi, sotto le volte dei saloni cinquecenteschi, su cui pioggia e sole dipingono quotidianamente il loro affresco. Colloredo è a 10 km a ovest di Udine, a un'ora d'auto dal mare e altrettanto dalle montagne. Oggi a Colloredo, dopo 700 anni di storia ed avventure, nasce il primo parco letterario d'Italia. I parchi letterari sono luoghi cantati da poeti e scrittori della nostra letteratura, luoghi conosciuti a scuola, ma spesso mai visti, esistenti ancora nel paesaggio nazionale. La memoria li ha resi celebri, le pagine ce li hanno affidati togliendoli all'anonimato. E se anche mutazioni drammatiche li hanno segnati, aspettano da noi il modo di conservare la loro magia per restituirla alla parte più evoluta della vita, alla bellezza. Questo posto continua con le sue storie un po' particolari. Vi faccio vedere ancora, se ve la sentite, di rischiare un pochino, un posto secondo me straordinario e poi vi lascio liberi. Questo, fra visite nell'ombra, restauri sospesi, fra buio e chiarori, è il castello di Ippolito Nievo. Qui il sole oltrepassa le sbarre, fra cumuli di terra che si alzano improvvisi come personaggi in cerca d'autore. Qui il parco letterario è la stagione a venire. La storia torna ad affacciarsi fra queste arcate per riportarle alla vita. In questo magico castello i nomi Fratta e Colloredo, intrecciati, emergono in uno scavo con la cucina di Fratta, sepolta fra immaginazione e realtà. Oggi la cucina ha messo in salvo la sua storia in un museo presso Fratta, nel comune di Fossalta. Da qui ci viene incontro nei disegni e nei profili. Torna il nome dal buio degli occhi, rovescia le ombre sotto il volto di sempre, strappa la storia dai luoghi dove è passata e indica all'eterno presente la vita sospesa sull'acqua e la marcia ferma sotto le bandiere. Circa la sorte ignota finora del vapore Lermole. Così nel marzo 1861 giunse la notizia della morte di Ippolito, sotto le ruote di un vascello che scendeva nell'acqua. Il parco letterario è anche questo, naufragi d'amore, sassi e canzoni fino alle finestre coperte di verde, alle arcate invase da rampicanti, sotto le torri dove gli orologi si sono rimessi in moto. Oggi dilettanti e studiosi, sofisti e paesani questo incontrano attraverso i panorami che scendono da un castello tra i monti.
L'acqua scende dai fiumi, passa sotto i ponti, si infila nelle chiuse, irrompe a valle di tanti mulini che macinano ritmi e sussurri, procurando pane ed elettricità agli uomini. Attorno alla fontana di Venchieredo, cuore del parco a sud del castello, l'ultima generazione attraversa le sponde di un isolotto, lungo il cammino che Ippolito scendeva fino al mare con Carlino, Spaccafumo e la piccola Pisana. La fontana di Venchieredo, dalla Vera di pietra, vede nascere un piccolo fiume che si getta qualche miglio più in là nell'Emene. È la fontana di Doretta e Leopardo, i piccoli innamorati del Nievo, che qui si erano conosciuti. La storia li ha portati via con gli altri fantasmi. Oggi tutto è passato, tranne i fiori e il tempo. Sono gli alpini che hanno costruito il parco riportando il verde, un palo vecchio e una palma di rame aperta a ventaglio, simbolo dei parchi letterari. Sono luoghi che l'ispirazione ha scelto e che riscoperti oggi vengono salvati. Un po' come per i parchi nazionali, senza confini artificiali. Creatività di oggi e di domani si incontrano per proseguire assieme. Cordovado, tra Veneto e Friuli. Qui, in provincia di Pordenone, vicino a Sesto Arreghena, si è avviata l'organizzazione pratica dei parchi letterari. Il municipio ospita la biblioteca, la banca dati e i primi convegni. I parchi devono costare poco e devono diventare una risorsa nell'economia culturale di oggi. È questa la sfida, giorno per giorno, libro per libro. Indagini per tante discipline, immagini di cavalieri antichi con i nomi di Sesto e poco più in là Venchieredo, Cordovado, Colloredo, Fratta. Stazioni di viaggio nel piccolo universo di Ippolito Nievo. Il Castello Magico ritorna sui muri di oggi. È ancora il parco letterario, dalla segnaletica alle interviste. Mi sembra eccezionale questo inaspettato tuo ritrovamento. Direi l'immagine è straordinaria, anche prima tu parlavi di questo noce come di una torre. In effetti questo elemento vivente restituisce in qualche modo la forma a questo che è uno straordinario giardino di pietre. Gli uomini assomigliano alle piante e le piante agli uomini, scriveva Ippolito in un libro nel 1858. Queste sono le piante che lui sentiva e che ancora costeggiano il sentiero di Carlino Altoviti, l'ottuagenario allora bambino. Sono i valloni della Brussa, a un passo dall'Adriatico. Il sole e gli uccelli non sono cambiati, soltanto gli uomini l'hanno fatto, hanno dimenticato. Il parco letterario è un piccolo sentiero di luce per quelli che sono passati in attesa di chi verrà, per lo spirito dell'uomo alla ricerca di nuovi fari, fra sgomento e grandezza.